Il comitato di quartiere Cannatello, coordinato da Giovanni Alba con due distinte note, ha richiamato l'attenzione dell'AICA, del Comune di Agrigento e della Prefettura, reiterando le criticità che continuano a interessare il territorio. Tali solleciti si sono resi necessari alla luce del silenzio dei soggetti preposti che non hanno dato alcuna risposta concreta nonostante le diverse segnalazioni effettuate. Il coordinatore Alba lamenta la mancata attivazione del servizio farmaceutico nel quartiere Cannatello, nonostante la determina sindacale del 23 ottobre 2025 abbia autorizzato il decentramento della farmacia, malgrado l'esito favorevole del sopralluogo tecnico sui locali destinati alla stessa. Il comitato Cannatello evidenzia come tale ritardo sta generando un crescente malcontento tra i residenti e un diffuso senso di sfiducia verso l'azione amministrativa, oltre a privare il quartiere di un servizio essenziale, e in pari tempo chiede chiarezza sulle cause del ritardo e l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative. L'altra criticità ritirata da Giovanni Alba è l'emergenza igienico-sanitaria esistente in via Ignazio Paternò, laddove permane una grave situazione già segnalata lo scorso 3 marzo 2026 e a oggi ancora priva di interventi. La situazione, afferma il presidente del comitato di quartiere di Cannatello, anziché migliorare, risulta aggravata con la fuoriuscita di liquami, la presenza di fogna a cielo aperto con conseguenti esalazioni maleodoranti e proliferazione di agenti infestanti. Tali condizioni rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e compromettono fortemente la vivibilità dell'intera area. Il comitato di quartiere Cannatello sollecita pertanto con urgenza un sopralluogo congiunto con i delegati dello stesso comitato al fine di programmare un'immediata bonifica messa in sicurezza dell'area, auspicando interventi di espurgo e successiva sanificazione e disinfezione. Giovanni Alba, nella sua qualità di presidente del comitato, denuncia che il perdurare dell'inerzia amministrativa su entrambe le questioni, servizio farmaceutico ed emergenza sanitaria, appare ingiustificabile e non più tollerabile. In caso di mancanza di risposte tempestive, interventi concreti, il comitato di quartiere Cannatello si riserva di intraprendere quelle iniziative necessarie presso le sedi competenti a tutela dei diritti dei cittadini e della salute pubblica.